Ritorna il premio con tanti premiati, un premio significativo che dà lustro anche alla sicilianità, come li diceva nel suo intervento. Sì, un premio che veramente ogni anno cresce e cresce soprattutto per l'entusiasmo dei poeti, degli scrittori e soprattutto cresce perché la gente ci segue e per me questa è una grandissima soddisfazione. Io a tale proposito veramente devo ringraziare le giurie, devo ringraziare l'ente parco, devo ringraziare i presentatori, tutti quelli che ci seguono, perché se questo premio è diventato quello che è, lo si deve a tutte queste belle persone che girano attorno al premio. Il premio si articola in varie sezioni, ecco, brevemente riassumiamole, Presidente. Ecco, in tante sezioni anzitutto abbiamo la sezione giovani, che praticamente viene fatto nelle scuole, dove partecipano tutte scuole, non solo della nostra provincia ma anche di fuori provincia. Poi abbiamo il premio letterario Poesie in lingua siciliana, punti in lingua siciliana e varie sezioni di libri, e nonché il premio non consiste soltanto nel concorso letterario ma anche dei premi speciali a persone che veramente rendono grande e fanno bella la nostra Sicilia. Le richieste sono sempre tante? Sì, le richieste sono arrivate tantissime poesie, più di 580 poesie e libri che sono arrivati anche dalla Germania. Il lavoro è veramente grandissimo, ma la soddisfazione è ancora più grande, perché là ci sono i nostri poeti, i nostri emigrati, e a questo a noi fa un piacere enorme averli qui con noi. Poi si ritorna dopo il Covid, anche se ancora il Covid insomma è in itinere. Sì, si ritorna, infatti noi siamo in questa bellissima location proprio perché il premio è nato a Favara ed è un premio di Favara ed era per 20 anni, è stato nel castello di Chiaramonte, ma proprio per il problema Covid non l'abbiamo potuto fare qua e abbiamo avuto la fortuna di stasera di godere di questa meravigliosa. Già si pensa alla prossima edizione? Sì, partirà sempre a dicembre nella speranza di poterlo fare d'inverno, altrimenti, ma non si ferma perché l'entusiasmo che vediamo non ci consente di fermarci. Questo grazie anche ai tanti soci che animano e operano attivamente nel Centro Guttuso. Sì, i soci meravigliosi, come ho detto, che non sono soci, sono amici. Siamo tanti amici che operiamo per portare alto il nome della Sicilia, il nome della cultura, il nome dell'amicizia e il nome dei valori.